Il cellulare del 22enne alla guida del furgone che ha travolto ed ucciso Giulia Mauri sarà analizzato dagli inquirenti. Il telefonino del giovane è stato sequestrato, si cercano indizi, prove per ricostruire il drammatico incidente avvenuto in strada Ovest all'incrocio con via Pisa. Fra le ipotesi, quella che l'investitore possa essere stato distratto, forse, dal cellulare, ma non si esclude nemmeno un malore, anche se non sarà facile provare che il ragazzo, come avrebbe riferito un collega, possa essere stato colto da un malore improvviso e temporaneo che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, dal momento che questo non lascerebbe segni di tipo clinico. Fondamentali saranno le dichiarazioni, se vorrà farle, del 22enne che potrebbe spiegare cos'è accaduto in quel terribile momento. Il pubblico ministero sta anche decidendo di disporre l'autopsia sul corpo di Giulia, che potrebbe dare delle risposte sulla dinamica. Sotto sequestro ovviamente anche la bicicletta della vittima ed il furgone. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. È un atto dovuto, poi chiaramente si verificherà la dinamica. Le responsabilità sono tutte da verificare, ma proprio per poterle verificare occorre procedere a un'iscrizione nel registro degli indagati. Sottoposta ad analisi per verificare se fosse la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Si cerca di dare una spiegazione ad una tragedia che ha lasciato l'intera comunità sotto shock. Giulia, in sella alla sua bicicletta, stava andando a casa dai genitori per pranzo, si trovava sulla pista ciclabile quando all'improvviso il 22enne ha perso il controllo del furgone, l'ha travolta e trascinata dentro il canale. L'ennesimo incidente mortale nella Marca, l'ennesima vittima. Sono tanti, sono veramente un'emergenza, ormai sono più di 2 anni che l'ho constatato, ma è molto più facile constatarlo che mettere in atto delle azioni che possano ridurli. L'appello del capo della procura a prestare massima attenzione alla guida, basta un attimo per strappare alla vita una persona. Si spera che un po' alla volta, anche facendo opere di educazione sui giovani, un po' alla volta il fenomeno si riduca. Non si danno pace i familiari di Giulia, chiusi in un dolore immenso, così come il fidanzato che sognava una vita, un figlio, un sogno che si è infranto in questo incrocio.